Il circolo del Partito Democratico di Agrigento, Vittoria Giunti, in una sua nota stampa, interviene sugli atti amministrativi che hanno interessato il comune capoluogo su Agrigento 2025. Allontaniamo i vandali dalla gestione della cosa pubblica. Il circolo del PD di Agrigento continua affermando la sezione della Corte dei Conti per la Sicilia, passando in rassegna 6.282.000 euro di fondi pubblici spesi nei progetti culturali inerenti all'evento Agrigento Capitale Italiana della Cultura per il 2025, segnala impietosamente rilevanti profili di incertezza, significativi profili di confusione, rilevanti ritardi nella rendicontazione, l'assenza di evidenza istruttoria positiva sul coordinamento delle attività e dell'organizzazione nella verifica della congruità dei costi, l'improvvisazione continua nel Partito Democratico di Agrigento, l'opacità, le spese gonfiate che con tutta evidenza erano davanti agli occhi degli agrigentini, che da mesi sono denunciate da associazioni e partiti di opposizione, ora sono nero su bianco in un documento della magistratura contabile. Di fronte alla gravità dei giudizi, continua il PD, espressi dalla Corte dei Conti, decenza politica vorrebbe che il sindaco e la sua giunta rassegnassero immediatamente le dimissioni, ma sappiamo che non lo faranno. Sono abbarbicati al potere, lo resteranno fino all'ultimo momento utile, insensibili alla richiesta di buon governo e con la conoscenza anestetizzata ad ogni forma di vergogna. Scendere in piazza, protestare, richiamare al rispetto delle regole e alla correttezza amministrativa è l'arma più potente di cui dispongono i cittadini. Usiamola. Partecipiamo pertanto al sit-in promosso dall'area progressista. Ci vediamo venerdì alle 19 in piazza Pirandello sotto le finestre del sindaco per gridare in coro la nostra indignazione.